Di qua non può passare perché è chiuso. Io non posso far passare nessuno di qua perché è chiuso. Due frane e il blocco con il Fadalto isolato. L'immagine simbolo dell'ultima ondata di maltempo nella Marca e nel Veneto sta nella terra, crollata sulla statale 51 Alemagna, in 2 punti. Ore di lavoro per Vigili del Fuoco e ANAS, con la chiusura non solo della strada nei 2 sensi, ma anche a scopo precauzionale della tratta ferroviaria Vittorio Veneto-Calalzo. In queste ore si provvede alla stabilizzazione dei corpi franati e successivamente alla rimozione di tutti i detriti presenti sulla sede stradale per consentire il ripristino della circolazione e anche la riapertura dei binari bloccati dalle 15 di ieri. Disagi pesanti per il traffico e anche per chi vive in zona e qualche momento di comprensibile tensione. Noi che siamo da Basso Fadalto, c'è un cartello che dice da Fadalto a Basso Fadalto? Andare fuori dalla parte opposta, Dove c'è? da Basso Fadalto, Dove ma c'è? dall'altra parte. Dove c'è il cartello? Dove c'è? Deve parlare con il comune, perché non è strada nostra, è strada comunale. La montagna si è piegata sotto l'incessante battere del nubifragio, ma la frana del Fadalto è stata solo la punta dell'iceberg di interventi per la nottata di superlavoro conclusa all'alba. Dei quasi 300 interventi in tutto il Veneto, un centinaio riguarda la Marca, con 60 vigili del fuoco e 14 mezzi in azione da Vittorio Veneto a Castelfranco, da Montebelluna a Treviso fino a Conegliano, Oderzo, Miane e Ponte della Priula. A Miane in particolare un'altra frana causata da un troppo legname formatosi sul letto di un ruscello lo ha fatto esondare e il corso d'acqua ha portato a valle massi e detriti. A Ponte della Priula un'altra tromba d'aria ha provocato diversi danni alle abitazioni e alla circolazione, con tetti devastati e alberi in strada.